buono libri, insomma il buono libri che ha fatto un po' di polemica. Lei cosa ne pensa di questa norma? Come la trova? Ma io credo che sia necessario avere le carte in mano per poter prima dire le cose e poter dare dei giudizi. Sono delle leggi e delle norme che in questo momento devono essere rispettate. Il certificato ISEE richiede anche questi documenti. Sì, oltre al certificato ISEE in realtà vengono anche richiesti altri documenti. Poi soprattutto c'è stata una polemica da parte del PD che dice che sarebbero di difficile attuazione perché non si sanno quali sono i paesi convenzionati. Sì, questo è anche vero, però bisogna anche dopo, una volta recuperate e definite le pratiche, si va a vedere dove si può agire in maniera da trovare anche delle soluzioni rispetto a dei bisogni specifici. Nel frattempo rischiano di rimanere però senza diritto allo studio certi bambini? No, quello no, non credo proprio. Senta, invece parliamo della scuola per tutta Italia, il numero dei docenti e i problemi che ci sono. Sono tanti problemi sul tavolo, e quello dei docenti e il reclutamento è uno, ma ci sono anche quelli del personale amministrativo che c'è tanta carenza e tanta bisogno. La scuola ha bisogno di ricostruirsi, di rifare secondo me delle fondamenta forti per poter costruire con basi solide un'azione importante verso i nostri studenti che sono il nostro obiettivo principale. No, lei adesso ha elencato i problemi, noi vogliamo che elenchi le risposte. Sì, soluzioni. Per quanto riguarda il discorso del reclutamento ne partiremo già da subito con dei concorsi per la scuola primaria, domani firmerò il primo decreto, poi ci sarà anche l'ordinario e così proseguiremo per ripristinare quello del sostegno, l'ho già detto, e anche gli altri concorsi per l'accesso al ruolo. Un accenno invece a questo protocollo d'intesa dall'anno 1000 a.C. fino ai giorni nostri, la storia veneta. Io penso che la scuola abbia bisogno di riacquistare identità e chi la frequenta senso d'appartenenza, perché questo crea comunità educante e questo può essere sicuramente uno dei modi per poter creare uno di questi obiettivi, arrivare a ottenere uno di questi obiettivi. È una scuola più competitiva così? Non c'entra niente la competizione, qui c'entra la cultura. È giusto fissare un tetto limite agli stranieri a scuola? C'è una legge, ci sono delle norme che in tante scuole vengono oltrepassati proprio perché l'inclusione è uno degli obiettivi fondamentali della nostra istituzione scolastica. Non ho capito cosa sia giusto. Fissare un tetto, un limite, non so, il 30% degli stranieri a scuola, il 40% come è stato fatto in alcuni comuni qui? Ma il 30 fa parte di una norma che risale un po' di anni fa. Adesso le scuole agiscono non più da sole, ma attraverso un'organizzazione anche in rete di sistema, proprio perché al momento dell'iscrizione le cose vengono fatte con criteri. Ma io non faccio il magistrato. No, ma siete d'accordo, è necessario. I ragazzi sono ragazzi, dobbiamo temperare al diritto della scuola, per cui per me sono ragazzi.